Eccoci qua, mister, incominciamo dalla sua espulsione. Per proteste o cosa è successo che non si è capito? Sono andato a esultare con la mia squadra senza tra l'altro entrare in campo. L'arbitro è venuto lì, mi ha detto di andare via e io non sto esultando e un po' ad alta voce sinceramente. E lui mi ha detto non mi risponde così fuori, però non tutto qua. Bene, allora archiviamo. Scusate un attimo, tutta partita senza però, non è che adesso è andato a un certo punto. Ma perché quando è risultato? Aspetta che ciao. Saluto il nostro capitano. Andando invece sulla partita, alla fine un pareggio proprio in extremis, pensa meritato? Meritato, ci abbiamo creduto fino alla fine. Chiaro che il Portogruaro ha creato di più, ha avuto delle occasioni anche per chiudere la partita, ma non l'ha chiusa. Noi siamo stati bravi fino alla fine a crederci, a non arrenderci, perché poi alla fine secondo me siamo anche cresciuti nell'ultimo quarto d'ora, siamo riusciti a portare un po' più alto il baricentro. È chiaro che poi quando pareggi una partita al 95esimo un po' di fortuna ci vuole. Ecco. Che partita aveva preparato? Questa, nel senso che noi sapevamo che se avessimo aspettato il Portogruaro sarebbe stato un problema. Poi il gol a freddo così subito ha cambiato un po' i nostri piani. I ragazzi sono andati un po' in difficoltà, però poi hanno reagito bene, secondo me, riprendendo a fare quello che siamo abituati a fare e la squadra non ha perso fiducia. Sì, oggi al Mecca c'era per la prima volta il ritorno da ex di Pivetta di Matteo, che magari qualche informazione sul Portogallo magari ve l'ha data. Come mai la vostra posizione di classifica è questa? È quella che pensavate o vi manca qualche punto? Io sono subentrato, quindi le prime 6 partite non le ho fatte io all'andata. Da quando ci sono io, sinceramente, ne ho perso 2 partite, stiamo facendo bene secondo me. Abbiamo avuto 2 o 3 partite a cavallo tra la fine dell'andata e il giro di ritorno in cui non abbiamo giocato bene e adesso invece stiamo riprendendo un po' di fiducia. Credo che la posizione in cui siamo ora sia giusta per quello che stiamo facendo. Ultima domanda, qua ormai si va verso la sfida, si continua Prodeco-Portogruaro, secondo lei come va a finire? Io spero, io abito a Montevelluna, quindi sono vicino a Volpago, ho tanti amici che giocano lì, ne ho tanti anche qui e spero che alla fine l'unica cosa che possa durare è che la seconda possa andare in eccellenza comunque attraverso il playoff. Questo è l'augurio che faccio a tutti e due, perché sono 2 società che meritano di fare l'eccellenza. Grazie mister. Tra l'altro hai giocato